No, I'm not a writer. Veloce al confine. Devono aver vinto i francesi perché contro la Croazia, perché sono qua che passano e suonano, eccoli là, tutti felici. Sì, sì. Bello, siamo solo al confine, però già mi piace, c'è l'idea di sapere che sono in Francia, già mi piace. Non tanto perché è la Francia, ma perché è un altro stato. Da una parte sono stanchino, dall'altra vorrei anche proseguire. Non so, vediamo, dai. Ho guidato un casino. Cioè, sono arrivato qua in Francia in 2 giorni, porca miseria, cioè in 2 giorni. In un giorno sono arrivato quasi al confine e dopo sono arrivato qua. Solo che per arrivare qua, hai visto, abbiamo fatto tutta la costiera nel centro e quindi insomma impegnativo. Come stanchezza. Francesi in festa che hanno vinto. Cioè, è incredibile, guarda come già tutto è diverso, no? Che forte. Che forte. Vedi, è andata bene perché ero indeciso se andare in Croazia o in Francia, no? Che gli do una mano. E alla fine è andata bene perché qua gli gira bene. E in Croazia hanno le palle girate, no? Camperino, magari volevi anche riposare, te, povero anima. Oh, che roba. Vabbè, dai, diciamo che si va su in terza, era un castello lassù. Buono, molto buono. Wow, siamo altissimi, purissimi, levissimi e c'è il mare sopra, che roba, guarda, non so se hai fatto tempo a vederlo, è che ci hanno messo le case, porco cane, e siamo belli altini, solo che non so perché il merda di Google Navigatore mi ha fatto arrivare di qua, colpa anche mia, dovevo controllarlo prima, e che ho dato per scontato che mi faceva fare la strada sotto, Monte Carlo e tutto quanto, che l'avevo già fatta in moto, era una figata. Vabbè, adesso vediamo. Mare, maiala, bello bello, solo che non ho capito perché ogni volta che vado in ferie io devo fare sempre tutte le montagne, gli strapiombi, la targa al Principato di Monaco con 50.000 stellini. Comunque ho rimesso il navigatore direzione mare, speriamo bene che non ci sia robe strane. Vabbè, però col giro in montagna guarda cosa mi becco, cioè ne valsa la pena. Tanto ripido, cioè è tutto un freno motore, guarda che roba. Buongiorno France, bonjour. Vabbè, cioè è destino che io ogni volta, cazzo come pende qua, sì, altro che 10% di più qua. So io cos'è il 10%. Oh, ogni volta io sempre su sti cacchio di cosi, di montagne. Però io mi ricordo quello che ero passato per Monte Carlo eccetera, ho fatto tutta pianura, quindi adesso ho messo un paesino giù e dopo vediamo di costeggiare tutta la strada lungo il mare, cioè in modo da stare un po' in pianura. Ok, noi adesso ripartiamo, preghiamo solo per Yuri, per quei specie di tornantoni là, ma insomma credo che la strada è abbastanza grande, non dovrebbero esserci difficoltà. Minchia, se ripida, tua nonna è il 10, non è il 10. Porco cane, vai che roba. Sta roba è un tornante, sta roba, porca troia. Mamma mia. Vabbè, piano piano. Aspetta, non lo vedi neanche. Eccola. Ecco, ho girato la cosa, buon l'abbiamo fatto, dai. Figata ste gallerie. No, è finita perché la GoPro è d'altronde parte sempre tardi, bellissime comunque. Aggiornamento perché siamo in France. Allora, no, non so parlare un cazzo di francese. Vabbè, allora aggiornamento. E niente, sono stufo, proprio è stato molto impegnativo guidare nel traffico, quindi bello, per carità, bellissimo, me la sono goduta, se no non l'avrei fatto, se ne è andato fuori. Però adesso niente, ho scelto un campeggio a caso, campeggio vicino all'ippodromo,
e che però è attaccato al mare, quindi stiamo lì, così domani andiamo al mare e vediamo, insomma, tanto 2 settimane, cioè io non mi faccio 2 settimane di ferie là alle Calanque, là, belle finché vuoi, però insomma io mi rompo. Una volta sono stato a Formentera, sono stato mezz'ora, ho preso la barca, sono tornato via. Le gallerie sono fighe, sono tutte dentro la roccia, figata con le luci di sera che non si vede più adesso. Certo che già sei in salita su sti cazzo di dossi ogni 10 metri, sti dossi, mamma mia. Devi stare attento al Google Can del Porco, perché ti porta ora a sinistra, musica. Mamma mia, guarda che luna, la vedi? A spicchio. Guarda gli yacht dei poveri, porca miseriazza, siamo nella città dei poveri qua. Non temete, vi porto io un po' di lusso col mio camper appena verniciato, state tranquilli, mai paura. Terrazza di barconi, ok, imbottigliato nel macello più totale. Siete esagerati, fumogeni. Adesso devi girare a destra qua. Porca puttana. Disaster. Aspetta, non posso prendere la GoPro. Aspetta, gira di qua. Oh là. Un po' di calma. Aiuto. Porca puttana. Mi scoppia la testa. Allora, aspetta, dove sei? Il disaster, no? Non hai idea, ragazzo, non hai idea che razza di spilattona estrema, sgommate, petardi, razzi, fumogeni, il disastro, porca troia. In realtà in questo casino pazzesco voglio solo trovare un posto dove fermarmi e impostare il navigatore. Altra informazione, certo, se non fai l'autostrada è belle, tutti i negozietti, i locali, il mare, tutto quello che vuoi, però oltre ai dossi che ti ho detto c'hai 50.000 miliardi di triliardi di trilioni di semafori, tanti semafori, porca miseria. Il disastro avanti per chilometri e chilometri, tutti che suonano, le orecchie che scoppiano, però è vero anche che devo dargli una mano. Ok, dai che siamo arrivati a sto campeggio qua, porca la miseriazza. Sì, adesso tengo la right, dammi il tempo, canna il porco. Tra 200 meters sono arrivato. Sboro con cazzo sti dossi, porca miseria. E dopo aspetta, guarda, ci sono anche sti dossi qua, cioè ho fatto la collezione di dossi, questi devi passarci in mezzo, eccola, hai capito?